Benvenuti, oggi è mercoledì 5 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 17:56. La luna si leva alle 9:24 e cala a mezzanotte e 12. Oggi si celebra Sant'Adriano. Il nome Adriano deriva dal latino e significa abitante di Adria o proveniente da Adria. Dal 5 marzo 2023 si celebra la giornata internazionale per la consapevolezza sul disarmo e la non proliferazione, una nuova ricorrenza voluta dall'ONU per promuovere la pace e la sicurezza nel mondo. Oggi compie 30 anni Alice Campello. L'influencer e imprenditrice è figlia di una nota famiglia proprietaria di concessionari d'auto del nord Italia. Dal 2016 è sposata con il calciatore spagnolo Alvaro Morata, conosciuto su Instagram. La coppia ha avuto 4 figli, i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella. Giorgia Palmas festeggia oggi 43 anni. La bella sarda è diventata famosa come velina Mora di Striscia la Notizia, insieme alla bionda Elena Barolo. Ha poi lavorato con Carlo Conti, Dario Argento e Antonio Ricci. Ha vinto l'Isola dei Famosi nel 2011 e ha condotto Paperissima Sprint con il Gabibbo e Vittorio Brumotti. Eva Mendes compie oggi 51 anni. La modella e attrice americana ha iniziato la sua carriera in spot e videoclip, poi ha recitato in film come Training Day, Fratelli per la pelle, C'era una volta in Messico e Hitch. È legata sentimentalmente all'attore Ryan Gosling, da cui ha avuto 2 figlie, Esmeralda e Amanda. Chi non ha mai cantato una canzone di Lucio Battisti? Il 5 marzo 1943 nasceva il genio della musica italiana, che ha segnato la storia e il cuore di milioni di persone. Con la sua chitarra e la sua voce, Battisti ha dato vita a capolavori come Balla Linda, Acqua Azzurra, Acqua Chiara e La canzone del sole, frutto della sua straordinaria collaborazione con il paroliere Mogol. Battisti ha saputo unire il pop con il rock e il soul, creando uno stile inconfondibile e originale. Con il poeta Panella ha realizzato album audaci e controversi come Don Giovanni e Hegel. Ma sapete che in alcuni paesi del mondo vengono venduti come animali domestici dei pesci che brillano al buio? Vengono chiamati glowfish e sono organismi geneticamente modificati, o meglio pesci d'acquario a cui è stata originariamente inserita nel DNA una proteina estratta dalle meduse che ha causato una perenne bioluminescenza dell'animale. Tutta la categoria glowfish pesce fosforescente è ad oggi illegale in Italia, poiché in contrasto con la legge sugli OGM numero 227 del 2016, che ne vieta l'importazione e la commercializzazione, ma non la ricerca scientifica. Buongiorno ai 12. Oggi le stelle hanno in serbo un tramato e un ordito planetario decisamente molto interessante. Mercurio e il misterioso Plutone tendono a fare gli investigatori privati, mentre la Luna e Urano hanno un fulmineo scatto intuitivo. Cosa succede nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, è proprio Mercurio che da vostri gradi, alleandosi con Plutone, riesce immediatamente a intuire tutta una serie di passaggi poco visibili agli occhi. La Luna in Toro, nella vostra seconda casa, vi farà fulmineamente decidere un qualcosa da fare, un provvedimento che magari potrebbe essere drastico, ma sicuramente necessario ed efficace. Toro. Ebbene, la Luna congiunta Urano oggi nei vostri gradi conta anche sull'alleanza di Mercurio. Decisamente il vostro intuito sembra aver trovato la chiave di volta. Ebbene, sfruttate questo momento in maniera immediata e assolutamente decisionista. Gemelli, il vostro pianeta oggi dà spettacolo. Mercurio è assolutamente furbissimo e intuitivo e riesce a farvi prendere la decisione giusta. Oggi sarà utilissimo analizzare un po' tutte quelle situazioni che vi sembrano un po' ambigue e misteriose e vedrete che troverete tutte le risposte.
Cancro. La configurazione astrale di oggi vede più la Luna, vostra amica, proprio perché congiungendosi a Urano vi dà degli input decisamente molto ma molto efficaci. Tra l'altro, in ottimo aspetto con Marte che ospitate nei vostri gradi, oggi decidere sarà assolutamente necessario, immediato e a volte anche capace di rinunce. Leone, le configurazioni astrali della giornata vi portano bene, proprio perché il Mercurio di Trigono vi rimanda delle informazioni importanti. Oggi avrete finalmente la materia ed i mezzi per valutare tutta una serie di situazioni e per trovare la strada per brillare al lavoro. Venere intanto continua col suo trigono a scaldarvi il cuore. Vergine, giornata oggi molto interessante. Mercurio riguarda anche voi. Le configurazioni planetarie di oggi sono assolutamente favorevoli per uno switch importantissimo che, complice anche la Luna e Urano, vi faranno compiere in maniera immediata. Riparte tutto e siete pronti e nuovi per delle nuove sfide, quindi dateci dentro e fatelo allegramente. Un po' più di spazio per l'amore. Bilancia, la vostra giornata oggi vede questo Mercurio farvi arrivare delle notizie molto interessanti. Anche la Luna e Urano sono assolutamente in vena di accelerare i tempi e finalmente si sbloccano alcune situazioni che sembrano precipitare apparentemente, ma che invece servono ad accelerare un flusso di cose che per voi deve maturare al più presto possibile. Scorpione, la giornata di oggi prevede l'opposizione della Luna e di Urano essere assolutamente vibrante, forte, elettrica e a tratti anche nervosa. Mercurio, tra l'altro, vi insospettisce, vi rende pieni di dubbi su tutta una serie di direzioni nel vostro quotidiano. Troverete in serata un interlocutore giusto che vi chiarirà le idee. Sagittario, giornata splendida oggi, proprio perché Mercurio vi dà tutta la furbizia che in genere non avete, visto che siete i buoni dello zodiaco, per riuscire ad evitare tutta una serie di accordi poco vantaggiosi. Non fatevi abbindolare e soprattutto gettatevi tra le braccia dell'amore, che sembra essere per adesso la vostra gioia. Capricorno, una giornata oggi decisamente misteriosa ed interessante. Anche se qualcosa non vi quadra, ci penseranno la Luna e Urano a farvi immediatamente voltare pagina e a farvi rendere conto che tutto è più semplice se semplicemente decidete in maniera immediata e senza troppo pensare alle conseguenze. Acquario, anche voi protagonisti della giornata, proprio perché il Plutone che ospitate si allea a Mercurio e la Luna si congiunge al vostro pianeta Urano. Seppure non sarà semplice prendere delle decisioni per via di ragioni affettive, oggi però sarete drastici, immediati e assolutamente convinti che eviterete tutta una serie di complicazioni semplicemente evitando lo scontro e il confronto con tutta una serie di persone poco chiare. Pesci, giornata oggi molto ma molto misteriosa per voi, proprio perché Mercurio sembra suggerirvi qualcosa, mettervi sotto gli occhi un qualcosa che non va e che non avete voluto vedere. La Luna e Urano invece saranno bravissimi a farvi tuonare nel momento giusto. Oggi una parola in più forse va detta su questioni che sopportate, che portate avanti da troppo tempo. Il 5 marzo 1876 nasceva a Milano il Corriere della Sera, il giornale che avrebbe raccontato l'Italia e il mondo per oltre un secolo. Con 4 pagine e 3.000 copie, il primo numero offriva ai lettori cronaca, politica, cultura e curiosità. Grazie al telegrafo e alla rotativa, il Corriere aumentò rapidamente la sua diffusione e la sua qualità, diventando il quotidiano più letto del paese. Sul Corriere scrissero i grandi nomi della letteratura italiana, da Carducci a Pirandello, da D'Annunzio a De Ledda. Fu anche pioniere nell'editoria, lanciando periodici come La Domenica del Corriere e Il Corriere dei Piccoli. È ancora oggi una delle voci più autorevoli e prestigiose del giornalismo italiano. Out of the pannant into the fire. È l'espressione che gli anglosassoni utilizzano per intendere che una situazione già problematica fin dall'inizio sta
continuando a peggiorare. È l'equivalente del nostro dalla brace alla padella. Oggi parliamo di John Belushi, il mitico protagonista di The Blues Brothers in Animal House, morto il 5 marzo 1982 a 33 anni per un'overdose di cocaina ed eroina. Un finale tragico per una rockstar della comicità. L'attore, cantante e comico statunitense non si è mai sentito a suo agio nella società americana, schiacciato dallo star system. La droga ha minato la sua salute e la sua carriera, soprattutto durante le riprese di The Blues Brothers. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se vuoi sapere com'è un uomo, guarda bene come tratta i suoi inferiori, non i suoi pari. Il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma non preoccupatevi perché ci vediamo anche domani per iniziare insieme un nuovo giorno e scoprire tante curiosità. Grazie per essere stati con noi, a domani e buona giornata dalla vostra Martina.